Pace e bene a voi, fratelli e sorelle presenti, e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo in Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione. Affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la celebrazione eucaristica cantando assieme al numero 7 del libretto dei canti. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, vita del mondo, umile servo fino alla morte, doni alla storia nuovo futuro, solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi, i tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia e così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab: ho visto Assalonne appeso a una quercia. Allora Joab prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi Joab disse all'Etiope: va e riferisci al re quello che hai visto. Davide stava seduto fra le 2 porte. La sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura. Alzò gli occhi, guardò ed ecco, vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunciò al re. Il re disse:
Se è solo, ha in bocca una bella notizia. Il re gli disse: mettiti là da parte. Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'etiope che disse: si rallegri per la notizia il re mio signore. Il Signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di te. Il re disse all'etiope: il giovane Assalonne sta bene? L'etiope rispose: diventino come quel giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per farti del male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene: figlio mio Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Fu riferito a Joab: ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è desolato a causa del figlio. Parola di Dio. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Signore. Alleluia, 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 alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il mantello di
Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvato. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talità cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù prima fece e poi insegnò, perché il suo insegnamento è con autorità, cioè parla di come egli vive. E cosa insegna? Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E oggi ci parla di quello che Gesù realizza a coloro che con fede si accostano a Lui, perché il Signore non è sordo
alle nostre invocazioni, anzi è più forte della morte e fa risorgere quella bambina dalla morte. Sì, ogni guarigione avviene sempre attraverso un rapporto diretto di Gesù. Questo è il primo insegnamento che vogliamo cogliere. Il secondo insegnamento che vorrei rendere presente: i momenti di sofferenza possono diventare momenti di grazia, perché ci allontanano dalle false certezze di essere noi padroni della nostra vita. Ci ricordano la nostra condizione di creature e ci portano a poter sentirci non solamente creature, ma figli di Dio in cui poniamo la nostra vita, redenti, salvati dal Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo, in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce.
Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voci di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò a te, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa all'inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito, fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Claudio, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero popolo tuo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di Giuditta, Michelangelo, Rosalia e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione. Solo in Dio riposa l'anima mia. Numero 77 del libretto dei canti. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza, il mio saldo rifugio, la mia difesa. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima,
sei l'eletta del Signore. Salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.